Abbiamo visto il signor Giacomino, eccolo qua, è tutta la mattinata che lo cerco per collegarmi. Signor Giacomino, mi sente? Ma qui parla. Signor Giacomino? Ma chi parla? Dove Signor sei? Giacomino, mi sente? Da questa parte, il quadro con la ragazza nuda, qua lo vede? Sì, sono qua. Oh, ma tu sei, ma pure qua mi viene a cercare, ma lasciami un pochettino in pace, non lo so. Sì, mi ha visto nel quadro della ragazza. Sì, proprio... dove sei? Non guardi il costume in basso, sono un po' più in alto io, negli occhi della ragazza, ecco qua. Dove sei? Sì, ti ho visto. Abbiamo le telecamere ma lasciami in nascoste, pace, ma lei mi puoi lasciare in pace? Io sono qui al centro commerciale. E cosa sta facendo il signor Giacomino? Ma sta cercando un tagliere per mia moglie, perché quella là praticamente ci vedono i peli delle gambe. Io voglio un qualche cosa che la copra, anche perché un tagliere lungo allora. Io oggi ho incontrato una commessa che sembrava Maria Grazia Cucinotta. Addirittura. Sì, sono rimasto folgorato. Ah sì? Sì, sono alla Folgore. È la Folgore? Che sì, alla Folgore quando ero militare, non l'ho capito, quando ero militare io ero alla Folgore. Ah, vabbè. Ora fammi cercare questa cosa, che sono taglieri, che sono ma il tagliere non nasconde i peli, forse qualche vestito magari più lungo, qualcosa più... No, un po' di caviglia se ci deve vedere, no, perché se no non mi attizza, tu dico bello chiaro. No, non dica queste cose. Che fa notte, mi devi attizzare. Non dica queste cose. Ormai non mi fa senso, non mi fa senso. Non mi fa senso. No, non le mi fa senso forse. Il senso che? Ma quale senso vuoi dire tu? Lasciami stare, fammi lavorare. Finalmente mi ha portato qua che io c'ho la lavatrice, che non mi funziona più, c'ho il rumore e poi mi abballa. Sì, no, la lavatrice mi abballa e ora io ne voglio una silenziosa, che per di notte... Sì, di notte io la domo, la metto e domani mattina trovo tutto. Magari a suo marito le piace la lavatrice che ci balla, magari. No, perché lui è lagnoso. E che c'entra? No, c'è io vuole... Giacomino, scusa. Io Omar mi chiamo. Omar, no, Giacomino è mio marito. Omar, sì, lui è Giacomino. C'è Giacomino, aggiustami la lavatrice, non me la vuoi aggiustare. Ora finalmente mi porta a casa e io ora ne compro una nuova, guarda. Rexy, ho capito. Che ha visto? I frullatori! No, guarda, ti faccio un frullato con la... Di cosa? Qual è la sua specialità? Uova, ci metto uova, banane, citrola e finocchi dei dolci. Ce la frullo tutto e tu si ripiglia. Signor Citronello, lasci stare le donne. Ascolta Omar, io devo chiedere alla signora che cosa servono, perché mia moglie è da tempo che ormai ha dimenticato. Signora, mi dica una cosa, che cosa serve? Che sono biberò? Questi biberò sono. Ma non mi vede che sono biberò? Perché io... lei ci mette il latte e il bambino se c'è. No, guardi, ormai siccome mi mancano i molari. Ma cosa dice? E non posso masticare, me ne compro una la sera prima di andare a me me lo ciuccio. Ma non interessa la signora, lasci perdere. No, il ciuccio secco. Se lo ciuccia, se le serve solo per questo, usi questo, risparmia. No, questo non so. No, io ci voglio trovare il contenuto. Se c'è il contenuto. Ma dov'è sua moglie? No, perché questo che mi sminudo il cervello, perché mi succo. Aspetta. Cosa compra? Guarda, mi sto facendo un regalo perché lui mi ha dato la carta di credito e io voglio spendere. Cosa carta di credito, signora? No, questo bracciale è bellissimo, me la provi. Non spenda troppo. Non le entra, mi dispiace. Signore, guarda che io sono... Perché non mi entra? C'ho il polso grosso? Sì. Io sono una donna di polso, guarda. Una donna di polso, signora. Quando lo piglio... che non il mio polso, io sono di polso, ma lei guarda, è bellissima. Sì. Anche perché non ha niente di invidiare. Si dimentichi che lei è una donna, Che cosa? No, ma io guarda, le cose belle sono da tagliare. Io guarda, quando ci sono cose belle da guardare, io guardo, anche se sono dello stesso mio sesso, io le guardo perché poi una bella ragazza. Non entra il braccialetto? No, non mi entra, comunque già io mi sono appagato. Va bene, troverà sicuramente un altro della sua misura. Sì, sicuramente sì. No, solo prendo questo anello. Cerco mia moglie, Santino, dove sei? Santino, dove sei? Cerco in questo, come si chiama qua, centro commerciale così grande, non so dove sei. Ci piacciono i taglieri, ci piacciono gli abbigliamenti, non lo so. Io ora scendo e la vado a cercare. Io scendo e la cerco, non lo so. Santino, dove sei? As long as I'm singing, there's a bell up in my brain that's ringing, making a crazy ding-dong. And if this band don't desert me, then there's nothing in the world can hurt me.
long as I'm singing my song. Give me trumpets, legato, put some saxes rhythm, strings, pizzicato, and some rhythm. As long as I'm singing, then the whip. Vedete, va a ridere. Accelatini.